vogliamo. Partiamo da lei, segretario, una battuta di chiusura perché siamo in chiusura. No, io ritorno alla questione di cosa è possibile fare. Cioè io vorrei che fosse lei, chiaro allora dal mio punto di vista che cosa è possibile fare è la flessibilità in uscita. Cioè io credo che dobbiamo trovare il meccanismo tale per cui... Secondo lei quella può essere una soluzione? Quella non è una soluzione che, vuol dire, elimina tutti i mali del sistema, però è quello che oggi è possibile fare per cercare di, primo, dare delle risposte a chi, vuol dire, a chi sta arrivando e in qualche modo vede allungarsi, l'abbiamo visto con la Fornero in modo disastroso, secondo me con gli esodati, oggi insomma, però vuol dire, era una questione emergenziale e in qualche modo l'Italia se l'è presa in carico insomma, questo impegno e mi pare che poi i vari provvedimenti di cercare di dare risposte agli esodati insomma, si stia arrivando al 100% di queste persone, però il vero problema è la flessibilità in uscita, permettere a persone di poter uscire con una bassa come dire, penalizzazione dal mondo del lavoro, contemporaneamente quindi poter far entrare nel mondo del lavoro anche molti più giovani. Io credo che questa è una questione dirimente e urgente che deve fare la politica. Pavero. Sì, allora come battuta finale io torno a quello che dicevo inizialmente. È vero che ci sono problemi, le pensioni eccetera, io la pensione come dicevamo non la vedrò, se la vedrò saranno dei grattavinci o quasi, ma questo perché? Perché purtroppo non si va a creare le possibilità per le persone di andare a lavorare e produrre. Quindi lei dice operiamo sul discorso del lavoro. Non possiamo parlare di pensione senza pensare che sono i lavoratori a pagare le pensioni. Perciò devo permettere ai giovani di rimanere in Italia e non scappare all'estero. Questo semplificando la burocrazia, semplificando anche semplicemente, sempre trovato assurdo, non è il problema ma lo è comunque uno grosso, che una persona non sia in grado di capire quanto deve pagare di tasse senza andare da commercialista, anche se fa un solo lavoro e magari ha un appartamento. Non può esistere una cosa simile e questa è una chicca, un esempio per tutto il sistema Italia. Certo c'è il forfettario, ma è un caos anche quello, vallo tu a spiegare, magari io lo capisco. Semplificazione generale, che insomma. ha studiato un po' meno, magari no. Lei. Certo, ma è solo una chicca. Il discorso molto semplice è non si può parlare di pensioni senza parlare di lavoro e non si può parlare di lavoro senza parlare di ristrutturare l'intero sistema. Purtroppo non vedo una gran voglia di rischiare perché è anche un rischio. Non abbiamo più speranza e quindi non lo stiamo facendo e questo purtroppo lo vedo da vari governi, non solo questo che si mette nel trend, ma da vari governi ormai. Onorevole Caon. Guardi, Renzi sta rischiando tutto, dobbiamo essere sinceri, perché l'Europa gli ha dato la possibilità di spendere, cioè di aumentare il debito pari a 17 miliardi. Se riesce a far ripartire il lavoro, perciò aumenta la torta, questi problemi diventano, diciamo così, un po' più leggeri, però problemi rimangono. Si possono risolvere perché aumentando la torta c'è la possibilità di distribuire. Se invece questi 17 miliardi non li fa girare nell'economia come dovrebbe, come secondo me in qualche posto, in qualche punto la finanziaria ha completamente sbagliato, ci ritroviamo con gli stessi problemi con 17 miliardi di sono problemi gravi. Presidente? Sì, una battuta proprio perché sì, siamo countdown. Come rappresentante di una grande associazione di anziani, donne e uomini che è l'Auser, voglio solo rivolgere un augurio di buone festività a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo e fare un appello alle pensionate e ai pensionati. L'appello è questo qui: state vicini e vicine ai sindacati dei pensionati perché c'è il pericolo che nel 2016 non vi sia la perequazione automatica sulle pensioni e quindi c'è una perdita del potere d'acquisto ulteriore delle pensioni. Secondo, contrastate insieme alle organizzazioni sindacali i tagli ai patronati e i tagli ai centri fiscali. Che quelli sono come una tassa ulteriore perché dopo uno deve pagarseli. Certo. Segretario. Io direi che anziché, o perlomeno sentire i rappresentanti di chi occupa posti di responsabilità, in questo particolare momento di abbandonare gli slogan. Questo è il momento che chi amministra si sieda a un tavolo con le organizzazioni sindacali responsabili per trovare una soluzione, ma non guardando la soluzione di oggi. Dicevo prima, dobbiamo guardare le generazioni future. Una società che invecchia come la nostra, noi ne usciremo. I nostri figli avranno ancora un nostro supporto, ma i figli dei nostri figli
Quando i nostri figli avranno una pensione da fame, si dovranno arrangiare, avremo una società vecchia con pochi lavoratori e con poche risorse. Quindi non pensiamo ovviamente alla Fornari, tutto quello che vogliamo, guardiamo un po' più avanti, alziamo l'orizzonte, perché tra non molto sarà un vero problema sociale. Sociale, assolutamente. Ecco, noi come organizzazioni sindacali dei pensionati abbiamo un tavolo a Roma con il ministro Poletti e confidiamo di riuscire lì a raggiungere dei risultati. Ricordo che tra i punti principali ci sono i giovani, quindi il rapporto giovani-anziani e la costituzione di un fondo di solidarietà proprio per dare pensioni dignitose ai giovani. Di solidarietà però, perché se non si riforma la base per dare un contentino è tristissimo. Esattamente, e poi abbiamo la questione della rivalutazione delle pensioni e la questione del fisco. Prima si diceva, ma lo dico in una battuta, una pensione da 1.500 euro mensili in Italia paga 4.000 euro all'anno di tasse, in Germania paga circa 60 euro di tasse. Ecco, non dico altro, quanto quindi è urgente porre mano a una riforma fiscale a favore dei pensionati. Milanello. Noi ci battiamo per una vita dignitosa dei pensionati tutti, soprattutto quelli che hanno pensioni da fame, però ci preoccupa anche e abbiamo sempre presente che cosa potrà succedere un domani per i giovani. Questo ci preoccupa tantissimo e preoccupa anche i nostri pensionati. Non vorrei mai che si arrivasse a uno scontro tra generazioni. Siamo coscienti di cosa il futuro prevede, soprattutto per i giovani di oggi. Sperando che lo sia anche chi ci governa, perché finora sembra non aver guardato solo a se stessi e neanche questo. Sì, beh, no, a se stessi di sicuro. Chiusura proprio, sposato. Che cosa ne deduce? Che cosa... Sì, io, francamente è difficile poi alla fine, tutte le cose che ci siamo dette sono tutte cose giuste alla fine, di buon senso, perché abbiamo toccato il discorso della giustizia sociale, quindi vitalizi, piuttosto che le pensioni d'oro, abbiamo toccato il discorso del contributo di solidarietà eventuale al di sopra di una certa soglia, abbiamo parlato di finestra di fuoriuscita agevolata, pensioni complementari, forse è il caso di riprenderli, e il senso che abbiamo discusso è più verso, alla fine è giusto che io prenda in base a quanto versato, quindi più verso più devo prendere la pensione. Questo è per quanto riguarda le nostre piccole soluzioni, no? Poi sempre su quella coperta corta e su eventuali invece nuove entrate abbiamo toccato il tema dell'evasione fiscale, che è sempre un tema che puntualmente nelle nostre trasmissioni c'è sempre, il discorso comunque dello sacche di spreco pubblico per la maggiore che ci sono, e il tema principale che a mio avviso è l'anima di tutta la questione è di creare delle occupazioni stabili, non una singola occupazione per una persona, ma che una persona nell'arco della propria vita lavori sempre. E questa è la scommessa anche di questo governo, devo dire, questa è la scommessa. Però temo che stiamo curando con un'aspirina una malattia molto più grave, ecco, questa è un po' la mia preoccupazione. E quindi si torna sempre ai temi del lavoro, necessariamente, purtroppo per noi. Il punto centrale è l'occupazione. C'entra il lavoro, consumi e quindi si torna sempre lì. Allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi questa sera, ringrazio i nostri telespettatori come sempre di averci seguito. Speriamo che per il prossimo anno, nel stesso periodo, arriviamo a conclusioni ben diverse, perché altrimenti mi sembra quasi una presa in giro per tutti, ma che non lo sia. E comunque intanto buon proseguimento, noi ci vediamo domani, però siccome questa è così in presa diretta, è l'ultima trasmissione che facciamo prima del periodo delle festività natalizie, ci saranno le repliche di alcune puntate in questo periodo, io vi auguro anche naturalmente a nome di tutti gli ospiti che sono transitati in queste serate tantissimi auguri, buon Natale, buona fine dell'anno. Noi comunque continuiamo a vederci, buon proseguimento, buonanotte. Grazie a te tanto. Buonanotte. Adesso andiamo a scoprire un progetto di Euro Interim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché?
Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un doposcuola. Dire che un doposcuola è in un certo senso riduttivo. Noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il doposcuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Il Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni. Quindi abbiamo un problemino, insomma, magari che ne so, con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente al ragazzo in modalità one-to-one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. I ragazzi non sono, e anche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one-to-one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio è un momento che nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, decidiamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema proprio per evitare che questo problema diventi un macigno. È un sassolino che viene presto insomma eliminato. E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quinto-piano.it. Perfetto, insomma per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli e supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane quando altrimenti magari sarebbero da soli, la soluzione è Quinto Piano, un progetto di Eurointerim Servizi.